Vandali in azione e raffadali durante le celebrazioni del 1° maggio. A farne le spese sono state alcune sculture artigianali in marmo collocate davanti alla biblioteca comunale lungo la discesa a Serroi, parte di un progetto nato con l'obiettivo di valorizzare e abbellire uno degli angoli più caratteristici del paese. Le opere realizzate con cura e passione da artisti locali erano state recentemente apprezzate da cittadini e visitatori in occasione degli eventi di inizio mese, contribuendo a rendere l'area un punto di interesse culturale e turistico. Amareggiata, l'autrice delle sculture. Vi prego ragazzi, per favore non rovinate le opere che noi andiamo a posizionare, perché poi non è neanche semplice andarle a rifare. Quindi che vi devo dire? Per favore cercate di aiutarci ad aiutare voi, ad avere un paese più bello, avere dei posti più, vivibili. L'episodio riaccende il tema della tutela degli spazi pubblici e del senso civico, elementi fondamentali per preservare il patrimonio artistico e culturale locale. Le autorità stanno valutando eventuali interventi di ripristino e non si esclude l'uso di sistemi di videosorveglianza nella zona per prevenire nuovi atti vandalici. Allora, queste sono le famose teste di moro siciliane. Però rivisitate con un aspetto un po' più moderno. Abbiamo utilizzato uno smalto abbastanza costoso, azzurro, molto bello, e poi abbellite anche con oro zecchino. Per questo dico, sono soldini anche vostri, è per voi che si fanno queste cose, e quindi cercate di essere più attenti anche nei movimenti. Magari non è stato neanche apposta, noi non l'abbiamo visto, però dico cercate di essere più precisi quando scendete da questa scalinata. Un gesto che lascia l'amaro in bocca, ma che allo stesso tempo richiama l'importanza della responsabilità collettiva nella cura del territorio.